Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno a te Natalia, grazie amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ben trovati, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, io sono Antonino Danna, questo è il garage dell'Alfista, loro sono Alex Cereda e Giovanna Scaglione, buongiorno. Buongiorno a tutti con tutto il cuore. Allora, noi oggi in un certo senso concludiamo questo cammino che abbiamo fatto alla scoperta della figura di Franco Scaglione. Non è un addio, ma è un arrivederci, perché la mia idea sarebbe a primavera di realizzare uno speciale dedicato a Franco Scaglione di almeno la durata di un'ora. Quindi avremo modo di ritrovarci presto a parlare di Franco Scaglione e faremo un lavoro un po' più approfondito rispetto a quello che il tempo ci ha permesso in queste 9 puntate. Io però voglio già ringraziare da ora Giovanna Scaglione per la sua disponibilità, soprattutto ringrazio Alex che ci ha permesso di agganciarla, perché se no non ci saremmo arrivati mai. E insomma, io sono grato a entrambi. Di nulla. Prego Alex, a te il timone. Proprio con tutto il cuore, perché ogni volta è un'emozione grandissima. Grazie. Allora, oggi, visto che ciao Giovanna, la puntata di chiusura di quest'anno e sono ben lieto che si continuerà l'anno prossimo con una puntata più lunga e più decisa, perché descrivere i capolavori e il genio di Franco Scaglione necessita di ampi spazi temporali, perché ha fatto tanto e comunque ha una sua personalità che non è da meno degli altri designer famosi, anzi forse più complessa, perché ha sempre lavorato in solitudine e con un carattere che magari poi quando ci sarà lo speciale racconteremo, e Giovanna racconterà il carattere di suo padre. Oggi lo vogliamo ricordare con ciò che è stato dedicato a Franco Scaglione. È sempre poco per quello che ha fatto, però è tanto perché una città come Suvereto e come Torino, e come ci adesso illustrerà la nostra amica Giovanna, hanno dedicato uno un giardino, l'altro una targa, proprio nella casa dove ha vissuto gli ultimi anni e dove lui pensava. Io ricordo sempre un'intervista di Autocapital, di cui ero facineroso lettore, del 91 credo, dove lui si meravigliava che un giornalista l'aveva rintracciato perché pensava che il mondo dell'automobilismo si era completamente scordato di lui, e viveva in questo paesino, in questo borgo, godendosi la sua pensione, la sua famiglia, dopo che ha esercitato una vita come disegnatore di meravigliose automobili. Cosa ci dici, Giovanna? Intanto vi dico che diciamo di certe cose sono stata io quella che ha spinto, voluto con tutte le mie forze, proprio per dare a Babbo, anche se purtroppo dopo la sua dipartita, il giusto valore di quello che aveva fatto. Però devo anche ringraziare Vittorio Dorigo, che è di Jesolo. Vittorio Dorigo è il direttore di un club automobilistico e un grandissimo appassionato del lavoro di mio padre. Nel 2006 mi telefonò dicendomi che lui voleva chiedere al comune di Jesolo se era possibile intitolare una via in ricordo di mio padre. E io gli dissi: Vittorio, se ci riesci, per me sarebbe toccare il cielo con un dito.
E in effetti lui ha fatto tutte le richieste necessarie, possibili e immaginabili, fin tanto che il comune ha dato l'ok. Per cui a Jesolo nel 2006 è stata intitolata una via a Franco Scaglione. Una via che nel momento scusatemi, ogni tanto l'emozione mi prende, è una via che apparentemente lì per lì era una strada e non c'era niente intorno. Però Vittorio mi disse: guarda Giovanna, questa è una zona di Jesolo in espansione, quindi verrà intorno una serie di abitazioni, di case particolarmente eleganti, e quindi non rimanere così un po' scioccata all'idea di vedere una strada che sembra un nulla. Vedrai Certo. che verrà una cosa bellissima. E infatti nel tempo è diventata una strada dove ci sono delle costruzioni meravigliose. Di lì a me è partita l'idea, dico, ma come Vittorio Dorigo ha chiesto al comune di Jesolo di intitolare una strada a nome di mio padre, perché io non devo continuare? Allora scrissi a Firenze, al comune di Firenze, chiedendo che venisse intitolata una strada a nome di mio padre, in quanto babbo era nato a Firenze. Mi risposero dicendo che la cosa sarebbe stata fattibile, però con tempi molto lunghi, perché Firenze è una città che si espande poco, e quindi la richiesta era stata accettata, ma quando sarebbe successo non si sa. Però mi telefonò, aspetta, come si chiama? Quello che adesso è il presidente della regione toscana, non mi viene in mente. Gianni. Gianni. Scusami, Gianni, ecco. E mi disse: signora, se lei ha tempo di venire a Firenze, parliamo un attimo. Allora sono andata a Firenze, ho parlato con Gianni, che mi ha detto: guardi signora, l'unica cosa che io le posso dire per stringere i tempi, lasci perdere per ora l'intitolazione della strada, perché quella ci vorrà non si sa quanto, però perché non mettere una targa ricordo sulla casa dove è nato suo padre, perché suo padre è nato a Firenze. Io mi sono sentita essere più felice del mondo, per cui con l'aiuto dell'ASI e dell'allora presidente avvocato Roberto Loi abbiamo concordato col comune la data da mettere la targa sulla casa dove era nato mio padre. In concomitanza l'Università di Firenze, l'Università di Car Designer, ha deciso di intitolare l'inaugurazione dell'anno accademico 2007-2008 in memoria di mio padre. E allora lì è stata una cosa veramente commovente. La mattina c'è stata l'inaugurazione, diciamo, come si dice, quando si svela una targa ricordo a Firenze, con appunto Gianni che faceva la parte del sindaco, perché il sindaco in quel momento non era nemmeno a Firenze, e quindi è stata una cosa molto, molto commovente. C'era l'avvocato Loi, c'era il magnifico rettore dell'università, ecco. E nel pomeriggio è stato inaugurato l'anno accademico in ricordo di mio padre. Non vi dico i fiumi di lacrime da parte mia, le cascate del Niagara in confronto non erano niente, però per fortuna
insomma la gente era troppo occupata ad ascoltare quello che logicamente dicevano le persone più autorevoli, che guardare me che piangevo come una fontana. E vabbè, Sì. e fin qui ci siamo. Poi dopo questa giornata meravigliosa che io ricordo in modo, adesso vi dico proprio più che commovente, ancora di più. Poi io ho scritto al comune di Sovereto dicendogli: se Firenze ha dedicato una targa ricordo sulla casa dove è nato mio padre, sarebbe una cosa delicata, affettuosa, che mio padre venisse ricordato anche dove è morto, a Sovereto. E quindi il comune di Sovereto ha deciso, logicamente, tutte le richieste, tutte le scartoffie che si devono fare in Italia, ma ci vogliono, per cui bisogna farle. Hanno messo una targa ricordo sulla casa dove è morto babbo e gli hanno intitolato una strada, via Franco Scaglione. E qui siamo a 3. Dopodiché, siccome io quando metto la marcia metto sempre la quinta, non parto in prima, io parto in quinta, anche se in teoria la macchina si dovrebbe inchiodare, però io sono fatta così. Purtroppo in certe cose ho preso molto il carattere di mio padre. Quindi ho detto, va bene, anche questo l'ho raggiunto come traguardo. Però dobbiamo considerare che la famiglia di mio padre viene da Carolei, che è un piccolo paese vicino a Cosenza, dove una volta avevano delle grandissime proprietà. Dico, per cui perché non ricordare anche la famiglia, il posto, la famiglia di origine? E di nuovo lì richiesta, permessi, tutto quanto, eccetera, eccetera. E gli è stata dedicata una piazza. È bello. Piazza Franco Scaglione. E quindi per me ulteriore emozione, perché dico, il mio babbo nei punti, nei posti dove per lui hanno avuto un valore sentimentale, oltre ha il suo posticino. Ecco, il suo posticino, ecco, in modo, io lo ritengo una cosa affettuosa, non per suonare il violino a una persona perché ha fatto questo e quello, no, il suo posticino del cuore. Poi me ne mancava una che per me era ancora più importante: Torino. Quindi mi metto in collegamento con il comune di Torino, facendo sempre le solite richieste cartacee, al che trovo una persona che è stata deliziosa e mi ha detto: signora, guardi, io sono convinto che in 15 giorni riusciamo a avere l'autorizzazione, però questa volta non facciamo né una strada, né una piazza, né una rotonda, perché a quei tempi, io parlo del 2019, una rotonda che c'era un disagio, no, un giardino in ricordo di suo padre. Dice: mi dia il tempo. Io parlo con le persone che sono, diciamo, addette alla ricerca anche del luogo, proprio del posto di Torino che è più importante. Allora, passano quei 20 giorni sacramentali, a che mi richiama e mi fa: signora, abbiamo trovato. Voi a Torino avete abitato in via Osasco, che è praticamente vicino a dove era la fabbrica
della Bertone, vicinissima, diciamo 500 metri a piedi. Abbiamo trovato un giardino. Al fondo di Via Osasco c'è un giardino, 5.000 metri quadri, pieno di alberi. A Torino soprattutto sono ipocastani, perché sono alberi che resistono alle temperature fredde, combricole del genere. Se lei è d'accordo, intitoliamo questo giardino a nome di suo padre. Dice, oltretutto io mi sono interessato al fatto che rimanga un giardino, perché a volte un giardino viene intitolato a qualcuno, poi viene considerato piano edificabile, il giardino sparisce, l'intitolazione scompare e arrivederci e grazie. Invece quella zona lì non potrà essere dedicata alla costruzione. Mi ha spiegato il perché, ma io in questo momento sono troppo emozionata, non me lo ricordo. Dice, per cui quel giardino resterà sempre. E quindi si fa tutto, organizzano tutto, preparano tutto, e devo ringraziare il Comune di Torino perché ha fatto una cosa meravigliosa, veramente meravigliosa. La mattina in cui è stato inaugurato questo giardino c'erano, tra le altre cose, i vigili urbani in alto uniforme. Vabbè, poi logicamente hanno parlato le persone, il vice sindaco, insomma, logicamente hanno spiegato il perché questo giardino veniva dedicato a Franco Scaglione, chi era, chi non era, eccetera, eccetera. E la cosa più emozionante è stato il momento in cui hanno, come al solito, tolto la velatura che si mette, che è poi del raso, colorato, sulla targa, un giardino dedicato a Franco Scaglione, designer, eccetera, eccetera, eccetera. E a quel punto hanno suonato l'inno nazionale. Bellissimo, bellissimo. Giuro, Alessandro, scusatemi a tutti quelli che no, è normale che si sia emozione. Piangere come una fontana, perché ecco, l'inno nazionale mi ha dato ancora di più il senso di quello che forse babbo meritava, ma non perché fosse particolarmente speciale, ma per il suo carattere, per il suo modo di fare. Vabbè, insomma, io come figlia purtroppo la vedo così. Anche perché ha dato lustro all'Italia e continua a darlo in tutto il mondo. Quindi l'ha meritato sia per il personaggio. Io dai tuoi racconti anche privati che facciamo con le nostre telefonate scopro sempre cose interessanti, ma soprattutto perché fa parte della cultura italiana. E poi l'ultima cosa che mi ha dato una grandissima soddisfazione è stato che babbo è stato inserito nell'enciclopedia Treccani. Io avevo telefonato alla Treccani, avevo chiesto di parlare con qualcuno che si occupasse di chi poteva essere inserito all'interno dell'enciclopedia Treccani, perché insomma parliamo di un'enciclopedia a livello nazionale assolutamente, europeo di sicuro, internazionale non lo so. E gli ho spiegato, dico, guardi, probabilmente lei mi prenderà per matta, però mio padre è così, penso che sia un personaggio che meriti di essere inserito nell'enciclopedia Treccani, perché praticamente ha dato lustro all'Italia attraverso i suoi disegni, le macchine che ancora oggi nel mondo rappresentano lo stile italiano. E lui lì per lì mi disse, signora, veramente io questa cosa qui non l'ho mai presa in considerazione. Dice, mi ci faccia pensare, le farò sapere.
Vabbè, gentilissimo, tutto quanto, va bene, vedremo. Passano 2 anni, io non sento niente dalla Treccani e per cui dico vabbè, ritengono che non sia un personaggio da inserire in un'enciclopedia a questi livelli. Fin tanto che arriva la telefonata. Signora, abbiamo deciso di inserire suo padre nell'enciclopedia Treccani. E infatti ha una lunga voce nel dizionario degli italiani. Grande. Ed è Che inserito soddisfazione. nel volume 98. E questo è quello che io ho cercato di fare per far ricordare il mio babbo. E noi l'avventura continua. Certo. Perché gli avevo accennato a Giovanna che proverò, non so se sarà facile perché Roma è una città enorme e le richieste sono tante, se è possibile dedicare una strada a Franco Scaglione a Roma, che è la città eterna, la città di tutte le città del mondo. E noi Non lo facciamo so, io ci nostra. provo. Alessandro sarebbe il massimo, guarda, proprio Roma sarebbe il massimo, però non lo so. Noi Io ci metterò facciamo, tutta la mia buona volontà. Grazie. Grazie. Nostra questa proposta e perché no, anche a Milano a questo punto, una via dedicata a Franco Scaglione. Giusto. Noi avremo modo di ritrovarci presto, signora Giovanna. Intanto tanti auguri di buon Natale Grazie, e al piacere di riascoltarci. Io non so come ringraziarvi per tutte queste puntate che mi avete concesso di intervenire nella vostra trasmissione e di parlare del mio babbo, perché per me è proprio un grandissimo regalo. Quindi io vi ringrazio e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato con tutto il cuore e auguro un buon Natale possibilmente sereno a tutti, con tutto il cuore. Allora, grazie a tutti voi. L'epigrafe la scrive la signora Pina da Monza e Brianza, che ci manda ora sto WhatsApp. Complimenti per il ricordo del padre alla signora Scaglione, persona sincera e dolcissima. Sereno Natale a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie. E l'ultima puntata dell'anno sarà il 27 di dicembre, sarà una puntata in cui un po' ricapitoleremo tutto quest'anno. Grazie e buona giornata, auguri e buon Natale. Buon Natale. Buon Natale a tutti, grazie. Avete ascoltato il garage de